Signor Presidente del Consiglio, se non fossi in Parlamento direi caro Silvio, glielo direi proprio da allievo attento che ha ascoltato con attenzione la sua lezione. Non so se lei l'aveva già letto prima, quello che ci ha letto in aula, ma glielo riassumo in pochissime battute. Lei ha detto, pensi, la crisi globale c'è, ma l'Italia sta bene. Lei ha detto che in Italia la ricchezza delle famiglie è maggiore e migliore che in altri paesi. Lei ha detto che in Italia le imprese si trovano in uno stato di solidità e liquidità migliore che altrove. Lei ha detto che il governo italiano presieduto da lei è il più bravo del mondo e che i provvedimenti presi hanno consentito e consentono agli italiani di stare meglio di tutti gli altri. Ha detto infine che grazie a lei il Paese è economicamente e finanziariamente più solido e più in sicurezza. Caro Silvio, ma lei ci fa o ci è? Cioè, fino a che punto pensa di prendere in giro gli italiani? Mi viene da sorridere se non mi venisse da piangere, se non ci fossero 1 milione di cittadini, di italiani e di famiglie che stanno piangendo. Cioè, lei è la nuova Alice nel Paese delle Meraviglie o è il più grosso bugiardo della storia? Cioè, non se ne può più. Lei vive in un altro paese, vive in un bunker, racconta un'altra storia. Posso raccontarle, forse non so se lo sa, e in questo caso dovrebbe tirare le orecchie ai suoi dell'ufficio stampa, ma le voglio dire, leggere un'agenzia fresca che è stata appena pubblicata, di un noto comunista, il nome glielo dico dopo però, È necessario a questo punto, cioè parole dette dopo il suo intervento, ascoltami, è necessario, mi ascolti, caro Silvio, ascoltami, dice questo comunista, è necessario avere una leadership più forte che ridia credibilità al Paese, cattivone. Dice ancora, abbiamo un grande problema di credibilità nel Paese, perché serve una leadership in grado di recuperare la coesione, serve una leadership diversa. Il mondo non capisce la nostra confusione, non capisce cosa accade in Italia e tutto ciò ci danneggia moltissimo. C'è chi ha compiuto anche scorrettezze mentre al governo, nella sua vita quotidiana. In altri paesi sarebbe stato costretto a dimettersi immediatamente, invece da noi non succede nulla. Mi fermo qui, però sa chi l'ha detto? L'ha detto Marchionne, mezz'ora fa. Sto comunista Marchionne, ma tu capisci? Caro Silvio, capisci? Deve porsi il problema, signor Presidente del Consiglio, se anche un finanziere di quel genere, un manager di quel genere, le dice che lei è fuori luogo e fuori posto. Questa è la verità. Vede, se non vuole ascoltare lui, ascolti un'altra, non so se è arrivato pure a lei, a noi è arrivato, era indirizzato a lei per conoscenza a tutti i parlamentari. Un gestore azionario a Londra di una delle più grandi società di gestione di capitali del mondo ha scritto oggi una lettera a lei, non gliel'avranno passato, ma se la prende un po' col suo ufficio stampa. Ha scritto, lui gestisce evidentemente i soldi dei fondi, dice le persone come me che gestiscono le pensioni dei cittadini anche italiani non credono più che la politica italiana abbia la capacità di risolvere i problemi del Paese, con la conseguenza che facendo gli interessi dei nostri clienti ci troviamo costretti a vendere posizioni aperte sull'Italia, contribuendo nostro malgrado al profondo rosso sui mercati. Insomma, non so se si è capito, ma c'è una crisi mondiale, come dice lei, signor Presidente del Consiglio, ma in Italia c'è una crisi nella crisi e si chiama Berlusconi Silvio, nato non me lo ricordo. Capisce qual è il problema? Il problema è lei, signor Presidente del Consiglio, è lei che ha tolto credibilità al nostro Paese, è il suo governo che fa scappare gli investimenti azionari, è il suo governo che fa scappare tutti quelli che devono lavorare nei mercati azionari. È un problema, lei è un problema per il Paese e il fatto che non se ne accorge è ancora più grave. Non è che siccome
non se ne accorge, si risolvono i problemi. I problemi ci sono e come? E allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo partire da questa realtà, dalla realtà che, nonostante lei, noi dobbiamo disfarci politicamente di lei. Gli italiani si devono disfare politicamente di lei. Certo, lo dovrebbe fare questo Parlamento se avesse un po' di senso di responsabilità, ma lei li compra i deputati, che posso farci io? Ma che posso farci io? Lei, guarda qua, lei mi dice no, signor Presidente del Consiglio, ma guardi nel suo governo, guarda qua, ci sono gli ultimi arrivi, freschi freschi, appena presi dai responsabili. Lei pensi che l'ultimo sottosegretario che ha eletto, signor Presidente del Consiglio, sa qual è la prima dichiarazione che ha fatto? Sono stato nominato sottosegretario, ma non so per fare che cosa. Allora lo scopo era diventare sottosegretario, non di fare qualche cosa per il Paese. E allora, vede, se questa è la situazione, a noi tocca un'azione di responsabilità. Lo ha detto prima Casini, lo ha ribadito Bersani, voglio aggiungere anch'io qualche notazione sul punto. Perché non è, e su questa mi permette di dirle con estrema franchezza, signor Presidente del Consiglio, non è che noi di qua stiamo dando una grande proposta alternativa. Noi dobbiamo assumerci la responsabilità oggi di una proposta alternativa e lo dobbiamo fare in modo forte e chiaro. E noi glielo assicuriamo, siamo disponibili. Lei ha chiesto una cosa importante che io condivido. Ha detto c'è bisogno di un'assunzione di responsabilità collettiva. E cominci lei, si dimetta. È importante perché lei sta bloccando l'economia del Paese, sta facendo morire di fame milioni di persone e non se ne accorge nemmeno. Allora, per quanto riguarda noi certamente non possiamo più, e lo dico rivolta agli altri colleghi dell'opposizione, rivolta anche a me stesso, anzi soprattutto adesso, non possiamo più limitarci a dire no a Berlusconi. Il problema è cosa facciamo noi e cosa vogliamo fare noi. Si tratta di vedere se si può fare un governo istituzionale, come diceva il collega Casini, o se bisogna andare subito alle elezioni. Io sono dell'idea che quando un governo, che giustamente, legittimamente, ha detto l'onorevole Alfano, è stato eletto, non funziona più, è incapace politicamente di portare a compimento le sue responsabilità, bisogna richiedere il voto ai cittadini italiani. Ecco quello che chiediamo noi e lo chiediamo a lei, guardo un po' più in alto, a lei signor Presidente della Repubblica, faccia come Ciampi, faccia come Scalfaro, cioè a un certo punto lei stesso si è reso conto e ce lo sta dicendo tutti i giorni, non si può più andare avanti così e lo sciolga sto Parlamento. Ci mandi a votare, dia il voto ai cittadini italiani, metta in condizione i cittadini italiani di scegliere un altro Parlamento, possibilmente non nominato dai soliti 4 o 5, che poi vengono qua e si vendono l'anima al diavolo, la loro dignità, svendono votando ciò che non vogliono. Sa a cui mi riferisco, signor Presidente del Consiglio? Caro Silvio, ascoltami. La senti, quelli della Lega non ci stanno più perché parlano e scappano, hanno parlato e gli elettori se ne sono andati, è rimasto qualcuno soltanto a fare la bandierina. Anche questa dovrebbe far capire. Mi ascolti. Lei ha visto una cosa, Presidente del Consiglio, l'unica vera opposizione a parole gliel'ha fatta la Lega, ha detto basta a tutto quello che sta facendo, però vi vota lo stesso, perché? Per restare al governo. E allora noi dobbiamo denunciarlo ai cittadini italiani questo fatto. Ma che forza di governo siete se dite che bisogna finirlo con questo modo di governare e votate la fiducia al governo? Siete dei scaldapoltrone, penso di quelli di Roma Ladrone che denunciavate. Presidente del Consiglio, ci rifletta, non è che questo l'ha capito pure lei, dai, me lo dica. Che cavolo. E allora che cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo fare innanzitutto una nuova legge elettorale, che so che non lo farà mai lei, so che qua dentro nessuno lo vuol fare, perché ognuno vuole scaldare la sua poltrona. Io ed altri colleghi abbiamo depositato una proposta di referendum per almeno ritornare al Mattarellum, speriamo che si possa fare una legge elettorale al più presto, e vi notifico che da sabato cominciamo a raccogliere firme, e siccome lei lo sa bene che io quando raccolgo le firme tra me e lei vinco io, amico mio. Sono 3 volte 3 referendum che gli sono venuti sul groppone.
Noi raccoglieremo le firme, faremo la legge elettorale, torneremo a votare e ci libereremo non solo di lei, ma tutti di quei leccapiedi che le sono stati vicini e che hanno venduto l'anima al diavolo. Perché di questo abbiamo bisogno noi. E allora, quanti minuti ancora, Presidente? Il suo tempo è scaduto, onorevole. Allora sono in stato di recupero come gli altri, ma allora mi consente un'ultima cartolina. È in regime di prorogazio come gli altri colleghi, non se ne approfitti. Mi consenta un'ultima cartolina, Presidente Berlusconi. Anzi, mi faccia un favore, la prossima volta me la mandi lei una cartolina da San Martino, da dove va, ma se ne vada a casa.